TripAdvisor, come tutti sappiamo, tutti noi operatori sappiamo, è un po' il diavolo e l'acqua santa, il bene e il male, insomma c'è chi lo ama, chi lo odia, però certamente è un elemento che ormai fa parte del nostro essere operatori turistici. Non possiamo farne a meno, nel bene e nel male, ripeto. Si tratta di gestire uno strumento che ormai è uno strumento fondamentale per chi fa turismo. Dal punto di vista del consumatore è uno strumento ormai imprescindibile, per cui noi non possiamo far altro che gestire lo strumento. Gestirlo significa intanto capirlo, comprenderlo, accettarlo e poi senz'altro in qualche modo partecipare in qualche modo alla vita di TripAdvisor e considerarlo un elemento del nostro sistema turistico. Quindi do la parola a Valentina. Vediamo un po' che cosa ci propone TripAdvisor per il futuro. Buongiorno a tutti, grazie a voi di avermi invitato. Ho anche un amore particolare per la Sardegna, quindi sono doppiamente felice di essere qui. E oggi vi racconterò una grandissima novità del mondo dei viaggi, perché stiamo rivoluzionando il sito. L'abbiamo annunciato circa un mesetto fa, l'ha presentato direttamente il nostro CEO e fondatore Steve Coffer a New York, e è la prima volta che invece lo presento ufficialmente in italiano. Partirei con un video per farvi un po' capire dove siamo oggi con TripAdvisor. TripAdvisor.com, which went from a little startup to a now almost $9 billion business. We bring you to some of the best websites on the web. The one you found on TripAdvisor. TripAdvisor.com. Thank you, TripAdvisor. She's like a human TripAdvisor. TripAdvisor. How do you advertise that on TripAdvisor? TripAdvisor is the lifeblood of the agritourism industry. Ecco, mi spiace che fosse in inglese, ma avevamo disponibile solo quella versione. Però qua ho riassunto un po' i dati che sono nel video. Oggi, questi dati sono di ottobre, abbiamo raggiunto quota 456 milioni di utenti unici al mese a livello globale e il numero di recensioni e opinioni è giunto a quota 661 milioni. Riceviamo mediamente 255 nuovi contributi ogni minuto. Le app sono state scaricate più di 470 milioni di volte, i business presenti sul sito, le strutture sono 7,7 milioni, sappiamo che sono divise tra alloggi, ristoranti ed esperienze e coprono un totale di 151.000 destinazioni in tutto il mondo. E diciamo che, come diceva anche Lucia, abbiamo col nostro arrivo 18 anni fa abbiamo un po' rivoluzionato il mondo dei viaggi, dando l'opportunità alle persone di scambiare opinioni e pareri rispetto alle esperienze fatte. E uno studio di Oxford Economics ha svelato che abbiamo influenzato il 10% del totale della spesa di viaggio globale, più di 400 milioni di viaggi per un valore totale di più di 500 miliardi di dollari. E facciamo parte di un sistema che è quello del turismo che negli ultimi anni ha portato a un'innovazione dopo l'altra. Infatti diciamo che i viaggi e internet sono stati perfetti gli uni per gli altri. 25 anni fa, se ci pensiamo, andavamo prevalentemente in un'agenzia di viaggio a chiedere consigli che erano azzeccati ma tendenzialmente generici, perché un agente di viaggio è impossibile che conosca tutte le strutture che vende.
E in 25 anni si è evoluto, e poi stavamo sempre nei confini nazionali, più o meno, era più difficile viaggiare all'estero. Invece negli ultimi 25 anni, con un'innovazione costante, se pensiamo alle prenotazioni online, alle comparazioni prezzi, alla ricerca voli, insomma è cambiato tutto. Però c'è ancora tanto che si può fare, e a questo appunto ha pensato Steve, il nostro fondatore, che qua vedete in versione ninja, proprio perché doveva fare un viaggio in Asia con suo figlio, sia di lavoro sia di piacere, e il tempo a disposizione era molto poco, quindi questo è l'anno scorso. E ha usato TripAdvisor chiaramente per avere dritte su dove dormire e cosa fare. Ha anche chiesto ad amici, parenti nell'organizzazione del viaggio, ha cercato su internet altri siti, però si è reso conto a un certo punto che andare poi a ritrovare tutti quegli appunti di viaggio che si era creato era veramente complicato, e si è reso conto che fosse assurdo, dopo 25 anni dall'avvento del turismo online, che non esistesse un luogo dove poter consultare, avere tutte le informazioni di cui tu hai bisogno e di cui hai anche preso nota. E quindi si è chiesto se un sito, e nello specifico TripAdvisor, potesse diventare un vero e proprio hub per la pianificazione di viaggio, prenotazione e bisogni di condivisione che abbiamo sempre più. Però non voleva che l'hub fosse uguale per tutti, perché come sappiamo, e anche oggi se ne è parlato, ogni turista e ogni viaggiatore è completamente diverso dagli altri. Il viaggio in Asia suo sarebbe stato completamente diverso dal viaggio in Asia mio. Lui per esempio è un sub, quando vuole fare un viaggio cerca i luoghi migliori dove fare immersioni. Una famiglia invece probabilmente cerca luoghi family friendly o comunque con tante strutture per i bambini. E quindi si è reso conto che doveva anche essere molto personalizzato questo nuovo sito, e si è chiesto: ma tutto questo su TripAdvisor non c'è, com'è possibile integrare questa sfida all'interno del percorso e del futuro di TripAdvisor? Abbiamo sicuramente, siamo diventati il sito preferito dai viaggiatori per scoprire e acquistare tutto quello di cui hanno bisogno, ma abbiamo gli ingredienti per renderlo ancora più di ispirazione e personalizzato. E quindi abbiamo iniziato a fare le ricerche per capire che cosa vogliono davvero i viaggiatori, ed è emerso che il 66% vuole leggere le recensioni degli altri viaggiatori, il 62% vuole consigli da amici e parenti e condividere poi questi consigli, e poi c'è la necessità di avere video, articoli e foto. E quindi abbiamo pensato di come dovevamo evolverci. Dovevamo passare da consigli anonimi a un aiuto migliore per ogni viaggiatore nell'avere più connessione all'interno della propria community. Da solo scrivere recensioni anche ad avere più contenuti che siano di ispirazione, quindi appunto foto, video, articoli, guide di viaggio. Da recensire luoghi singoli a condividere tutta la storia del viaggio. Da creare ispirazione a trovare raccomandazioni rilevanti nell'esatto momento in cui se ne ha bisogno, da ricercare e pianificare a trovare e scoprire queste informazioni, e quindi da evolverci da un unico modello per tutti a qualcosa di molto più personalizzato. E siamo quindi giunti al nuovo TripAdvisor, e secondo noi sarà una nuova rivoluzione nel mondo dei viaggi. Stiamo cercando di passare dal sito di viaggio più grande al mondo alla community di viaggio più personalizzata e connessa al mondo, cercando di dare la possibilità di fare viaggi sempre migliori grazie ai consigli personalizzati di ispirazione da persone di cui ci fidiamo. E quindi adesso vi mostro il nuovo TripAdvisor. Questa volta abbiamo i sottotitoli, se non altro. I love planning travel with the new TripAdvisor. And getting great advice and ideas in my personal travel feed. I can follow my friends and travel experts for recommendations that match my interests. Hey, check this out. So I can discover exactly what's right for me, like the perfect barbecue joint. Yeah, we have to have barbecue. Great. I'll save it. The travel feed makes it easy to save ideas and plan trips together.
We gotta see a show, though. Definitely. Yeah? No matter what your interests are, your travel feed keeps you inspired. Oh my God, we have to stay here. Like a review of a great hotel from your friend Debbie. And because you're on TripAdvisor, you can plan and book all in one place. Yeah, that looks great. You hungry? When you travel, you can refer to places you save and your friends' recommendations. Julie and Dan apparently love this place. We should check it out. Plus, it's easy to book your experiences on the go. Designers needed this size R for their poster. You ready? My travel feed even notifies me when I'm near something my friends reviewed. All right, guys, welcome to our Barrel Warehouse. You may have noticed a couple of things on it. What's next? Let's go check out some music. By saving things I want to do to my trip, I never lose track of the places I want to go. Whether planning at home or on the go, my travel feed keeps me inspired. Can you take our picture? And helps me share stories to inspire my friends. Welcome to the all-new TripAdvisor, and say hello to your personal travel feed. Where will you go next? Un'idea, spero ve la siate fatta. Adesso ve lo spiegherò un pochino meglio perché anch'io ci ho impiegato un po' a capire cosa stiamo diventando. Allora, diciamo, le aree toccate per portare in vita l'esperienza sono 3. La prima è espandere e mettere in contatto la nostra community. Oggi abbiamo appunto un'incredibile community di viaggiatori e proprietari che contribuiscono a quella che è un po' la saggezza popolare delle opinioni degli altri e di tutti. Ma con il nuovo TripAdvisor, come dicevo, cerchiamo di personalizzare di più. Abbiamo pensato a chi in qualità di viaggiatore ci si rivolge per migliorare le raccomandazioni di viaggio, per averle migliori, chi sono le persone di fiducia che interpelli quando devi pianificare un viaggio. Con questo nuovo sito cerchiamo di far sì che tutte le persone di fiducia a cui ti rivolgi abbiano un posto sulla piattaforma, e quindi abbiamo allargato la community a editori, marchi e influencer. E non è solo una questione di espandere la community, ma anche di essere certi di creare connessioni significative sulla nostra piattaforma, perché vogliamo che tutti i membri della community possano selezionare le persone di fiducia e creare connessioni e micro community all'interno della community più grande, che genereranno poi un network di viaggi su misura basati su interessi condivisi, bisogni ed esperienze. Quindi il nuovo TripAdvisor avrà una pagina profilo utente aggiornata, dove potrai mostrare le tue esperienze di viaggio. Abbiamo aggiunto la possibilità di seguire le persone di fiducia, abbiamo reso più semplice trovare gli amici, migliorando le integrazioni che già esistono con Facebook, e appunto adesso siamo in versione beta, quindi una versione chiusa e sperimentale, a cui abbiamo chiesto agli influencer, ai brand e ai media di partecipare per iniziare a popolare il sito di contenuti utili fino al giorno in cui non lo lanceremo, e sarà entro la fine dell'anno, quando tutti avranno poi accesso al nuovo sito. E quindi daremo modo alla nostra community di creare contenuti di viaggio che siano di ispirazione utili, al di là degli importanti contenuti che già abbiamo sul sito. Quali sono? Le mitiche famose recensioni, che sono da sempre la nostra linfa vitale, continueranno a esserci, e il nostro sforzo nel cercare di assicurarci che siano di qualità e che siano di fiducia per tutti continua. Le foto, che già abbiamo, sono già più di 140 milioni, ma comunque stiamo migliorando ancora la possibilità di pubblicazione delle foto e l'esperienza di pubblicazione. Daremo anche la possibilità di postare link ad articoli di approfondimento di editori e blogger su determinate destinazioni e determinati temi, che sono disponibili per l'intera community. Finalmente, dopo
tante richieste saremo in grado anche di far postare video, e sempre i brand, gli influencer e i media che popoleranno il sito di questi contenuti sicuramente innalzeranno la qualità dei video presenti. E quindi non solo stiamo aggiungendo tutti questi contenuti al sito, ma vogliamo anche che siano utili. Quindi per ogni contenuto postato mettiamo in evidenza i luoghi e le destinazioni che sono suggeriti nei video e articoli, in tutti i contenuti postati. E chiaramente ogni contenuto è condiviso, è direttamente collegato ai 7,7 milioni di strutture presenti sul sito, in modo tale da dare la possibilità a chi cerca ispirazione, a chi la trova, di tramutarla in azione. E naturalmente ogni scoperta e raccomandazione è poi direttamente salvabile sul proprio profilo, e che ci porta alla prossima slide, che sono le liste. Per tornare anche a quello che dicevo di Steve all'inizio, le liste sono tradizionalmente statiche, sono difficili poi da recuperare e non rendono neanche tanto il valore della fatica che ci sia messo nel crearle. E anche su TripAdvisor fino ad oggi non c'era comunque un posto dove poter salvare tutti i consigli dei viaggi. E oggi abbiamo semplificato e migliorato l'esperienza. L'abbiamo chiamata Viaggi, non è un nome così originale, però questo è, sarà il modo migliore di salvare e condividere raccomandazioni e informazioni di viaggio. I viaggi sono condivisibili, interattivi, collaborativi, personalizzati, e insomma sono super utili, e possono essere privati, quindi hanno le stesse funzionalità, privati, appunto collaborativi, nel senso che si può chiedere agli amici di contribuire con consigli, ogni voce luogo è visualizzato nella mappa, danno la possibilità di annotare tutto, sono collegati a tutti i dettagli di ogni luogo, e tutto in un unico posto. Se invece sono pubblici hanno tutte queste funzioni, ma possono essere visti anche da tutti gli altri, quindi oltre ad essere utili per se stessi, sia durante la pianificazione sia dopo, come ricordo anche di quello che è stato, possono diventare delle vere e proprie guide di viaggio utili per chi ci legge. E questo è un esempio di viaggi già pubblicati da chi è nella versione beta, e sicuramente speriamo che si popoli sempre più di queste guide che possono essere utili a tutti. Quindi, ricapitolando, mettiamo in contatto le persone e i business di cui ci si fidi, però il problema è come rendere tutte le informazioni facilmente fruibili e scopribili, come possiamo evitare di andare a cercarle ovunque, perché pensandoci c'è un lavoro grosso dietro nel mettere insieme tutte queste informazioni. Se si sa esattamente cosa si sta cercando è facile, ma se non lo si sa diventa un po' complicato. E quindi abbiamo pensato di introdurre una nuova esperienza che si chiama Feed Viaggi, ed è praticamente è un nuovo modo di scoprire importanti raccomandazioni di viaggio senza doverle cercare. Stiamo portando tutti i dati che abbiamo a disposizione di analisi e informazioni che abbiamo sul sito in un unico sistema che combini tutte queste informazioni per aiutare a organizzare il viaggio in un unico singolo feed. Tutto personalizzato, e chiaramente il controllo del feed è della singola persona e si adatta ai contenuti, alle raccomandazioni, alle informazioni della destinazione che stiamo cercando. Adesso ho un ultimo contributo video, sempre in inglese, mi dispiace, però è abbastanza intuitivo, che spiega esattamente come funziona Feed. At breakfast, my wife and I are discussing what we should do for our kids' spring vacation. We've always been meaning to go to London, so I opened up TripAdvisor and check it out. I get an overview of London, including videos from publishers I trust. I also see recommendations of amazing places to stay, including this 5-bubble review from my friend Jackie. Jackie has the same age kids as we do, and I trust her for all family travel advice. I see the hotel price is reasonable. There's some great recommendations. And of course, a quick skim of the reviews shows I can trust this is a great place for my family. I know this is the lowest price around, so I go ahead and make a reservation. I'm on my way to work and get a notification that my reservation is now saved in my TripAdvisor. I immediately go in to start my planning.
Knowing that I have my lodging all set, TripAdvisor is now giving me intelligent recommendations to help me plan my trip. I see recommendations on things to do and places to eat. Some recommendations catch my eye, so I decided to save for later. I also see this travel guide from a blogger that I read. I'm both nervous and excited about taking my kids on their first European adventure, and I'm thrilled there's a set of recommendations tailored for this. As I read, I discover a Harry Potter tour that's highly recommended. My 9-year-old is almost done with the series, and he'd be so excited to visit this. I noticed that the tour tends to sell out, so not wanting to lose Dad of the Year award, I book in advance. At work, I'm killing time in between meetings, thumbing through Instagram, when I see one of my favorite chefs has posted a new story. As I go in, I notice that he started using TripAdvisor to share his recommendations based on his travels. I swipe up and notice not only has he shared some great ideas, he also has a ton of recommendations on London. I follow him knowing I'll now get even better recommendations on my travels. We finally made it to London. As we wake up, TripAdvisor alerts me to start planning our day. I'm reminded that our tour is today, and I conveniently get more recommendations that are nearby. As we start to plan, I switch to a map view and see that there are some great things to do near our tour, including some things I previously have saved. We decide to spend our afternoon in that neighborhood. After the Harry Potter tour, as we're walking back, I get a notification that a restaurant that the chef recommends is nearby. We make sure it's a family-friendly place and then stop by for a pint. After our trip, friends are now turning to us for advice. I decide to return the favor and create my own list of recommendations and share it with my friends. Quindi era un po' una demo di come può funzionare da quando si organizza il viaggio a quando lo si fa e fino a dopo. Quindi stiamo coinvolgendo le persone e i business a cui ci si rivolge per avere consigli. Stiamo facendo diventare la pianificazione del viaggio più di ispirazione e dando la possibilità di trasformare l'ispirazione in azione, e stiamo rendendo la pianificazione più semplice e veloce grazie a Travel Feed. E per fare un punto sui creatori di contenuti, a oggi nella versione beta, come vi dicevo, sono già più di 500 i marchi, influencer e media partner che stanno partecipando a questa versione di test. Perché TripAdvisor, diciamo, è una sorta di marketplace per le informazioni di viaggio a cui si affidano circa 20 milioni di persone ogni giorno. E oggi abbiamo aggiunto, oltre ai tradizionali recensori e strutture presenti, chi crea professionalmente dei contenuti di valore e di approfondimento, e sappiamo che per chi crea questi contenuti, diventa sempre più difficile, il contesto social è sempre più impegnativo e c'è sempre una nuova ricerca di persone, di canali online che aiutino a creare una relazione con un audience che sia il più in target possibile con il loro argomento. E TripAdvisor ha proprio quell'audience, perché nessun altro social media, adesso ci definiamo social media da tutti gli effetti, ha viaggiatori così intenzionati e così diciamo a tema. E inoltre i contenuti postati su tanti canali social hanno una scadenza quasi immediata, mentre i contenuti postati su TripAdvisor e in generale i contenuti di viaggio hanno una durata più lunga. Se io per esempio devo organizzarmi un viaggio in Sardegna e trovo un contenuto che è stato postato 6 mesi fa, ha lo stesso valore, non è scaduto, non so come dire. E quindi è utile avere contenuti sempre aggiornati ma che comunque hanno una vita più lunga. E infine, pensando quanto il mobile sta diventando sempre più usato da tutti i viaggiatori mentre camminano per strada, mentre sono in destinazione, noi abbiamo visto prima il numero delle app che sono scaricate, siamo anche la community di viaggi mobile più grande al mondo. E proprio per restare su creatori di contenuti, chi è già entrato nella beta e la sta testando da un po' di tempo è il famoso insopportabile Gianluigi.
a cui vorrei chiedere esattamente come si sta trovando, cosa pensa di questa esperienza. Devi schiacciare qua. Buonasera. Non usatelo perché non serve assolutamente a nulla. No, lei è molto stressata, no, scherzavo. Sono stato coinvolto nel test, insomma, di questa beta di questo social e ho colto alcune potenzialità. Diciamo, da utente normale che non ama tantissimo fare le recensioni, non ho questa utilità compulsiva appunto di scrivere recensioni, però ho colto delle questioni molto importanti che secondo me hanno potenzialità soprattutto per chi crea contenuti, per chi fa attività di vendita di prodotto turistico all'interno delle piattaforme. Prima di tutto è un social totalmente targetizzato sul travel e quindi screma tutte quelle che sono le conversazioni generaliste degli altri social. Parliamo in particolare di Facebook, Instagram e gli altri, insomma, abbastanza di coreografia. E questo permette di trovare le persone che cercano ispirazione, esperienza, quindi esperienze precedenti e quindi appunto recensioni, e anche ovviamente l'azione, quindi la scelta dell'acquisto dell'esperienza che si vuole vivere. E in questo io penso addirittura le DMO, penso addirittura chi crea contenuti per delle funzionalità specifiche, per esempio il poter condividere contenuti già creati all'interno della piattaforma e quindi non doverli creare ex novo totalmente per TripAdvisor social, ma appunto condividerli e sfruttarli biecamente per far arrivare sulle landing page delle proprie attività. Lo trovo interessante per i numeri, perché comunque la massa critica è notevole, e per condividere anche le esperienze collettive, quindi viaggi condivisi. Questi sono secondo me i focus. È molto semplice, ricorda un po' Twitter per capirci. È facile entrare in correlazione con appunto una comunità mondiale, molto più facile dei contesti a cui siamo abituati, come appunto Facebook, nel quale ci rapportiamo a contesti un po' comodi di relazioni se non per passaparola, diciamo, o relazioni molto più prevedibili, molto meno estemporanee. Qua ti arrivano contatti per vie imperscrutabili proprio, e quindi si ha anche la possibilità di intercettare target difficilmente raggiungibili. E poi la facilità di entrare in un sistema totalmente georeferenziato che collega appunto contenuti creati, foto, per capirci video, ai luoghi già recensiti oppure a inserirne di non recensiti, e quindi entrare in quella evoluzione che c'è nei social, che è appunto la condivisione di contenuti georeferenziati, visto con local guides di Google, local di Facebook, ma anche Instagram, nei quali la georeferenziazione dei contenuti porta poi all'attività finale che vogliamo intercettare. Quindi in linea di massima mi sembra un'ottima prospettiva come potenzialità, soprattutto per chi ha già tanti contenuti, per chi deve vendere servizi, e poi dà più soddisfazione a chi ama condividere i propri viaggi, perché lo completa di quella che è proprio l'interazione social, cosa che prima esisteva solo proprio a livello di recensione. Quindi per me potrebbe essere un buon canale di comunicazione, molto più efficace proprio per la targetizzazione spinta rispetto a canali generalisti nei quali il rumore di fondo delle altre conversazioni non legate al travel può distogliere, diciamo, o più difficilmente accompagnare la scelta della prenotazione. Questo è il mio pensiero. Ti ringrazio e spero davvero che sia come dici tu, no, sono sicura. Però diciamo, la sfida è grossa, è un cambiamento epocale per noi, crediamo che lo possa essere anche appunto per tutto il mondo dei viaggi, e anche parlando di turismo attivo, insomma, ascoltavo anche oggi
Credo che in questo modo possa aiutare tutti, perché chi è interessato a quello può crearsi, appunto, come dicevamo, la propria micro community di contenuti e ispirazione legati proprio a determinati temi, e quindi se il viaggiatore è interessato sempre solo a viaggiare facendo turismo attivo, avrà tutta una serie di contenuti legati a quello, recensioni legate a quelle, pagine dei business che già ci sono legati a quello, per cui credo che faciliti l'esperienza un po' per tutti. E quindi, appunto, anche se un po' con presunzione, crediamo di nuovo di rivoluzionare un po' il mondo dei viaggi e di farlo in positivo per tutti. Vi ringrazio. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.